Un buongiorno dalla Palaberta di Montegrotto Terme. Oggi andrà in scena la finalissima per quanto riguarda la Coppa Italia Serie D maschile. Ad affrontarsi saranno le formazioni della Stella Azzurra Malnate e del CS Prata di Pordenone. A brevissimo scopriremo i roster che saranno schierati in campo dai rispettivi coach. Formazioni pronte a darsi in battaglia per la conquista del titolo nazionale. Andiamo a conoscere la formazione schierata in campo dal Prata Volley. Allora, con il numero 2 scende in campo Antonio De Giovanni, con il numero 3 Luca Innocente, con il numero 10 Jonathan Gagliatto, con il numero 12 Fabrizio Gambella, con il numero 25 Samuele Meneghel. A difendere la seconda linea, ci sarà il libero Matteo Vivian. Andiamo quindi a conoscere il sestetto schierato in campo dal Stella Azzurra Malnate. Con il numero 70 Riccardo Bilato, con il numero 24 Vittorio De Bernardi, con il numero 12 Antonio Ferrario, con il numero 2 Mattia Guanziroli, con il numero 37 il capitano Filippo Rodini. Attendiamo solamente che dalle telecamere mi permettano di vedere anche il sesto uomo, perché dalla nostra postazione ancora non si riesce ben a definire. Si partirà con il servizio della formazione CS Prata di Pordenone. CS Prata Pordenone che di fatto, ricordiamo, ha avuto accesso alla finalissima contro Stella Azzurra Malnate, in quanto squadra inserita nel girone B, che si è trovata ad affrontare il Nuovo Vesuvio e la RIM SSD ARL. Prata che ha superato la RIM SSD e ha replicato poi la vittoria con il Vesuvio Volley. Nel frattempo il primo punto va alla formazione della Stella Azzurra Malnate. Tiene in ricezione il Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di forza di Fabrizio Gambella. 1-1. Al servizio per il Prata Volley il numero 2 Antonio De Giovanni. Ricordiamo il parziale in questo primo set, 1-1. Qualche problema in ricezione con palla staccata dalla rete, l'apertura del gioco, contrattacco per Stella Azzurra che trova la diagonale vincente con il numero 37 Filippo Rodini. Al servizio ora Riccardo Bilato per la formazione Stella Azzurra Malnate. Ricordiamo miglior classificata del ranking, si è trovata poi ad essere inserita nel girone A con l'Invicta Volleyball e il CUS Molise. Malnate ha superato il CUS Molise e Molise poi ha superato l'Invicta Volley. CUS Molise che poi si è aggiudicato la finalina terza quarto posto contro la RIM SSD ARL. Ancora al servizio Riccardo Bilato.
Tiene in ricezione Prata, forza all'attacco Fabrizio Gambella, ma la palla è out. Stella Malnate che ora si porta sul +3, 4-1. Tiene in ricezione il Prata, l'attacco dal centro, scelta vincente del palleggiatore Antonio De Giovanni, che ha ben amministrato questo pallone per Samuele Meneghel. Tiene in ricezione Stella Marina, l'attacco dal centro con il numero 34 Davide Sant'Arcangelo. Palla out, punto Prata, che va ora al servizio con Jonathan Gaiatto. Tiene in ricezione Stella Azzurra, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4 del capitano Filippo Rodini. Scelta vincente, 5-3 il parziale. Ricezione con palla staccata da rete, l'apertura del gioco per l'attacco non di forza di Fabrizio Gambella. Risponde Stella Marina con una palletta corta che spezza la difesa avversaria. Scelta vincente del capitano Filippo Rodini, che porta la propria formazione sul +3, 6-3. Tiene in ricezione Prata, l'apertura del gioco. C'è però l'ottima difesa del Stella Azzurra, palla nella metà campo del Prata. Attacco ora da posto 4, contrattacco Stella Azzurra. Ancora di forza il Prata con Fabrizio Gambella. Punto per la formazione pordenonese, che va ora al servizio con Samuele Meneghel. Attacco dal centro, buono il lavoro a rete del Prata. Ricostruzione del gioco per la formazione pordenonese, buona la difesa, ad una mano il palleggiatore, l'appoggio per la ricostruzione poi del gioco della Stella Azzurra. Palletta corta, buona autocopertura. Si gioca veramente sui centimetri. Non passa però l'attacco della Stella Azzurra. Punto Prata. Ne approfittiamo anche per ricordare le panchine delle due formazioni. Primo allenatore della formazione Prata Volley è Pat Manolo, mentre primo allenatore del Stella Azzurra Malnate è Fabio Tagliana. Mentre a dirigere l'incontro di oggi, che ricordiamo è valido per l'assegnazione della Coppa Italia Serie D maschile, è Martina Milani. Il secondo arbitro Federica Cecchin. Ancora Stella Azzurra a condurre i giochi. Contrattacco Prata, scelta vincente del palleggiatore Antonio De Giovanni, che ben amministra per Fabrizio Gambella. Palla nella metà campo pordenonese, al servizio Fabrizio Gambella. Forza in battuta il Prata e c'è l'ottima parallela che porta la firma di Vittorio De Bernardi. Stella Azzurra al servizio.
in palleggio la ricezione del Prata, che ora fatica a ricostruire il gioco, viene fermata dalla formazione diretta da coach Fabio Tagliana. Tiene in ricezione Prata, l'attacco dal centro, non tiene la difesa del Stella Azzurra, punto Prata. Al servizio Luca Innocente. Tiene in ricezione Stella Azzurra, l'attacco dal centro, non tiene la difesa della Prata, punto Stella Azzurra. Forza al servizio Stella Azzurra. Buono il lavoro in ricezione e contrattacco del Prata. Tocca ora Stella Azzurra a forzare il colpo. Buon lavoro a muro del Prata. Ora attacco dal centro, però altrettanto buon lavoro a rete della Stella Azzurra, che ora ha la possibilità di chiudere questa azione. Ancora palla in gioco. Scambio lunghissimo tra le due formazioni. Ci prova di forza il Stella Azzurra con l'ottimo attacco di Andrea Antonio Ferrario. Ricezione ad una mano del Prata. Palla nella metà campo del Stella Azzurra dalla seconda linea, l'ottimo lavoro di Filippo Rodini. Attacco di forza del capitano. E c'è il time out chiesto dalla formazione pordenonese. Ricordiamo il parziale 12-7 in questo primo set. Squadre pronte a rientrare in campo dopo la sosta chiesta dal tecnico della formazione pordenonese Manolo Pat. In questo momento Prata si trova sotto di 5 lunghezze. Palla nella metà campo lombarda. Buona la ricezione del Prata, attacco dal centro, la palla è out, non c'è stato tocco a muro. Il parziale. Ancora i lombardi al servizio, buona la ricezione del Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di Fabrizio Gambella, però trova la saracinesca completamente chiusa a muro. Tocca ora alla Stella Azzurra forzare in attacco, c'è però l'ottima risposta della Prata Volley, che riesce ad imporsi in questo scambio, a mettere a terra la palla, che vale il 13-8. Tiene in ricezione Stella Azzurra, ottima difesa della Prata con l'apertura del gioco per l'attacco di Fabrizio Gambella.
Fa gli straordinari il regista lombardo, non riesce però a finalizzare l'attacco Stella Azzurra. Punto Prata. Prata che va al servizio con Fabio Dal Coll. Ricezione con palla staccata da rete, l'appoggio per l'attacco di Vittorio De Bernardi. Punto Stella Azzurra. Stella Azzurra che si porta ora sul 14-9. In ricezione Prata, l'attacco dal centro, Murato, ottimo lavoro di lettura a muro dell'atleta numero 70 Riccardo Bilato. Tiene ricezione Prata, ad una mano il palleggiatore, in qualche modo tiene in piedi l'azione, la formazione pordenonese, ma il punto è della Stella Azzurra. Ancora al servizio per la formazione lombarda Vittorio De Bernardi. La palla questa volta è out, punto che va alla formazione pordenonese, che risponde ora con Antonio De Giovanni. Forza il servizio e porta a casa l'Ace, il regista Antonio De Giovanni. 16-11 il parziale. Ancora Prata al servizio dopo l'ottimo ace. Sceglie la palla corta, c'è la ricezione e ricostruzione del gioco del Stella Azzurra, l'appoggio per l'attacco di Fabrizio Gambella, palla ancora nella metà campo pordenonese, in qualche modo aggiusta questa azione non pulitissima. Ricostruisce il gioco ora Stella Azzurra, che va di potenza con l'attacco di Antonio Ferrario. Al servizio ora per la formazione lombarda Riccardo Bilato. Tiene in ricezione Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di Jonathan Gaiatto, la palla però è out. (18-11). E c'è un nuovo time out chiesto dalla panchina pordenonese. Squadre pronte a rientrare in campo dopo la pausa chiesta da coach Manolo Pat. Ricordiamo il parziale 18-11 in questo primo set.
Stella Azzurra al servizio, ci prova Prata, ma la ricezione abbondante non arriva. Il palleggiatore Antonio De Giovanni chiude l'azione, la formazione lombarda, che si porta ora sulla +8, 19-11. In ricezione Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di forza di Fabrizio Gambella, che piazza a terra un'ottima diagonale. In ricezione Stella Azzurra, che trova un ottimo attacco con il capitano Filippo Rodini. (20-12) il parziale, Stella Azzurra che allunga il passo. Ricezione non pulitissima di Prata, che non riesce a tenere in piedi l'azione. 21esimo punto, Stella Azzurra. In ricezione la formazione pordenonese, che trova un varco con l'attacco del numero 25 Samuele Meneghel, che spezza un attimo il ritmo molto alto che stava tenendo la formazione lombarda. 21-13 il parziale in questo primo set. Palla corta, c'è la ricezione e la ricostruzione del gioco del Stella Azzurra, che trova però un ottimo lavoro a muro del Prata. L'appoggio per l'attacco di Fabrizio Gambella, punto Prata. Pordenone ora al servizio con Samuele Meneghella. Tiene in ricezione Stella Azzurra, l'apertura del gioco per l'attacco di Filippo Rodini, che però non forza il colpo. C'è questa diagonale strettissima di Luca Innocente e ora l'errore della formazione lombarda. Viene chiesto time out da Fabio Tagliana, tecnico del Stella Azzurra Malnate. Qualche indicazione tecnica da parte del coach Fabio Tagliana. Le squadre che rientrano in campo, ricordiamo il parziale 21-15 in questo primo set della finalissima tra la formazione del CS Prata di Pordenone e Stella Azzurra Malnate. Tiene in ricezione la formazione lombarda, sceglie di giocare la palla corta, c'è però la difesa e la ricostruzione del gioco, seppur non pulitissima, della Prata, e arriva ora l'attacco di forza del capitano lombardo Filippo Rodini. (22-15) il parziale, attenzione perché Stella Azzurra si sta proiettando verso la chiusura di questo primo set.
Ricezione non pulitissima del Prata, che attacca ora con Luca Innocente. Risponde Stella Azzurra, palla ancora nella metà campo della Prata. Stella Azzurra che risponde ora con l'ottimo attacco di Vittorio De Bernardi, che vale il 23esimo punto per Stella Azzurra Malnate. Ora al servizio. In ricezione Prata, ottimo lavoro sulle mani del muro avversario di Luca Innocente, e porta a casa il punto che spezza il ritmo alla formazione lombarda. Al servizio ora per Prata Volley Fabrizio Gambella. Attacco di forza della Prata Volley che però non trova il perimetro di gioco. Palla out, punto Stella Azzurra Malnate, che si porta ora sul 24-16. A qui la possibilità di chiudere il primo set. Quindi in ricezione Prata, ottimo lavoro del regista Antonio De Giovanni, che di prima intenzione piazza a terra una palletta che la formazione lombarda non riesce a difendere. 24-17 al servizio Luca Innocente. Palla out, punto Stella Azzurra Malnate, che di fatto si aggiudica questo primo set.
E dopo il successo nel primo set della formazione diretta da Fabio Tagliana, squadre pronte a rientrare in campo. Ricordiamo, ad affrontarsi sono la formazione delle Stelle Azzurra Malnate e del GS Prata di Pordenone, chiamate a darsi battaglia per il titolo che varrà loro la Coppa Italia di Serie D maschile. Il secondo set si aprirà con il servizio della Stella Azzurra Malnate. Tiene in ricezione Prata, seppur con qualche difficoltà, ricostruzione del gioco con la chiusura fallosa di Jonathan Gagliatto. Primo punto, Stella Azzurra che torna sui 9 metri con Vittorio De Bernardi. Ricostruzione del gioco da parte della formazione pordenonese che trova il punto con Jonathan Gagliatto. Una pari al servizio ora il palleggiatore Antonio De Giovanni. Palla che si ferma nella propria metà campo, punto che va alla Stella Azzurra Malnate che risponde con Riccardo Bilato. Tiene il Prata in ricezione, ricostruisce il gioco e lo fa egregiamente con Fabio Dal Coll. 2-2 il parziale in questo secondo set, al servizio Jonathan Gagliatto. Formazione lombarda che trova un'ottima diagonale con l'atleta numero 12 Antonio Ferrario. Vantaggio Stella Azzurra. Prata in ricezione, ricostruisce il gioco con questo attacco quasi a giocare sulle mani del muro avversario. Palla nella metà campo del Stella Azzurra, alzata non precisissima. Tocca ora al Prata, azione lunghissima con Stella Azzurra che prova a giocare sulle mani del muro avversario, ma ad avere la meglio è la formazione pordenonese. 3-3 il parziale in questo secondo set. Servizio abbondante di Fabio Dal Coll che regala così un punto alla formazione lombarda. (4-3) il punteggio. Ancora Stella Azzurra a condurre. Prata però trova un ottimo attacco con un agguerrito Fabrizio Gambella. Tiene in ricezione Stella Azzurra, ottimo lavoro dal centro, ma c'è anche il buon lavoro in difesa del Prata. Ancora Fabrizio Gambella, tutto braccio. Sicuramente tra i migliori
migliori realizzatori dall'inizio del match. Tiene in ricezione Stella Azzurra, contrattacco vincente che porta alla firma di Vittorio De Bernardi. Nuova parità, 5-5. Ricezione abbondante del Prata, ci mette però la mano Antonio De Giovanni, ricostruisce il gioco Stella Azzurra, ottimo lavoro in difesa della formazione pordenonese che pasticcia però, regalando così il punto alla formazione lombarda. In ricezione Prata seppur con palla staccata da rete. L'attacco murato, la ricostruzione del gioco della formazione pordenonese che cerca l'attacco di Fabrizio Gambella. Palla nella metà campo del Stella Azzurra, ma viene fischiata una doppia che vale il punto per la formazione diretta da Manolo Pat. Tiene in ricezione Stella Azzurra, trova l'ottimo attacco con Antonio Ferrario a tutto braccio. Gran lavoro anche del regista lombardo che ha permesso al suo attaccante di andare a giocare praticamente senza muro. Tiene in ricezione Prata, attacco che porta la firma di Jonathan Gaiatto, però arriva anche l'ottima pipe della Stella Azzurra con Filippo Rodini. 8-6, attenzione perché ora i lombardi stanno allungando il passo. Palla nella metà campo lombarda e ora un tentennamento di troppo in difesa da parte del Pordenone, regala un altro punticino ai lombardi che si portano ora sul +3. Attenzione perché c'è l'errore della formazione diretta da Fabio Tagliana che vale il punto per il Prata Volley. Ora sui 9 metri con Samuele Meneghel. Tiene in ricezione Stella Azzurra, trova l'attacco dal centro ma c'è anche l'ottimo lavoro in difesa del Prata. Ancora nella metà campo lombarda con Antonio Ferrario che spinge sull'acceleratore e trova il punto che vale il 10-7.
ricezione non pulitissima del Prata, che in qualche modo riesce comunque a tenere in piedi l'azione. Ora l'attacco di prima intenzione di Antonio De Giovanni, ma la palla è out. 11-7 il punteggio, ancora Stella Azzurra a condurre. Attenzione perché viene chiamato time out dalla panchina della Prata Volley. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto da coach Manolo Pat. Ricordiamo il parziale in questo secondo set dopo la vittoria nel primo del Stella Azzurra Malnate, ancora la formazione lombarda a condurre 11-7. Ricezione abbondante per il Prata. Ottimo lavoro in difesa del Stella Azzurra che piazza a terra un'ottima diagonale con il solito Fabrizio Gambella. Pardon, con il solito Antonio Ferrario. Avevo dato lettura dell'omonimo della formazione pordenonese. 12-7 il parziale in questo secondo set, ancora ricezione non pulitissima della formazione pordenonese, buon lavoro in difesa del Stella Azzurra che però non riesce a tenere in piedi l'azione. Ottavo punto Prata che va ora al servizio con Antonio De Giovanni. Ricezione non pulitissima anche per il Stella Azzurra che cerca comunque di tenere in piedi l'azione. Difesa ad una mano del libero pordenonese. Arriva però l'attacco di potenza di Fabrizio Gambella. Abbiamo ricordato in più occasioni, è sicuramente tra i migliori realizzatori in questo match. 12-9 il parziale, Prata al servizio con il suo palleggiatore Antonio De Giovanni. Stella Azzurra ancora a pestare sull'acceleratore e a trovare una diagonale pungente con il suo capitano Filippo Rodini. Stella Azzurra ora al servizio con Riccardo Bilato. 13-9 il parziale in questo secondo set. Palla che esce dal perimetro di gioco, punto Prata che risponde con Jonathan Gaiatto. Tiene in ricezione Stella Azzurra, ottimo lavoro in attacco di Filippo Rodini. 14-10 più 4 per la formazione lombarda. Tiene in ricezione il Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di Fabrizio Gambella che lavora benissimo sulle mani del muro avversario e va a prendersi il punto del 14-11.
Prata non molla, rimane lì incollata al punteggio nonostante il Stella Azzurra abbia cercato in più occasioni di allungare il passo. Quindi in ricezione ricostruisce il gioco Stella Azzurra, ancora palla nella metacampo lombarda. Ottimo lavoro in attacco del capitano Filippo Rodini, che sceglie la palla corta spiazzando quindi la difesa pordenonese. (15-11) più 4 Stella Azzurra. Ad una mano il palleggiatore Antonio De Giovanni, palla ancora nella metacampo pordenonese con il solito Fabrizio Gambella, attacco di potenza del numero 12 del CS Prata di Pordenone. Servizio di Fabrizio Gambella, palla che si ferma nella propria metacampo, punto Stella Azzurra. Fatica un po' in ricezione il Prata, ma trova l'ottimo lavoro in attacco di Luca Innocente, che passa sul muro scomposto del Stella Azzurra. 16-13 il punteggio. Luca Innocente al servizio per il Prata, spinge sull'acceleratore, ma c'è anche l'ottimo lavoro in ricezione della Stella Azzurra, che ora gioca bene sulle mani del muro. Palla nella metacampo del Prata, ancora con Fabrizio Gambella. Buon lavoro in difesa del Stella Azzurra, che forza ora l'attacco con una diagonale quasi al limite di Vittorio De Bernardi. 17-13 il punteggio, attenzione perché Stella Azzurra si porta sul più 4. E arriva l'Ace. Ace che vale il 18° appunto per Stella Azzurra, che si porta ora sul 18-13. Ace che porta la firma di Antonio Ferrario, se non erro. Al servizio ora per Stella Azzurra Malnate, che regala così un punticino alla formazione pordenonese, che risponde con Samuele Meneghel. Attacco dalla seconda linea però non forzato. Palla nella metacampo del Prata, che ha ora la possibilità di portare a casa il punto, e lo fa con Jonathan Gaiatto, che lavora bene sulle mani del muro avversario.
18-15 il parziale. Prata al servizio. Stella Azzurra che trova però un ottimo varco con Antonio Ferrario. Qualche problema in ricezione per il Prata e arriva l'ace della Stella Azzurra che vale il 20° punto. 20-15 più 5 Stella Azzurra. Costruzione del gioco da parte della Prata di forza ancora una volta con Fabrizio Gambella. 20-16, la formazione pordenonese non molla. Si ferma sulla propria metà campo il servizio di Antonio De Giovanni che non ha la possibilità di cercare di portare avanti la scia positiva della formazione pordenonese. Stella Azzurra al servizio. Ricezione e ricostruzione del gioco da parte del Prata con l'ottimo Fabrizio Gambella che va a segno. Jonathan Gaiato al servizio. Ricostruzione del gioco da parte del Stella Azzurra che sceglie la palla corta, ma c'è l'ottimo lavoro in difesa del Prata che trova un punto prezioso con Fabrizio Gambella che lavora bene sulle mani del muro avversario. 21-18 al servizio Jonathan Gaiato. In ricezione la formazione lombarda, palla nella metà campo del Prata, ma che ci prova con una palla corta a mettere i bastoni tra le ruote alla difesa della Stella Azzurra, che una prima volta riesce a tenere in piedi l'azione, una seconda invece no. Punto Prata che torna sui 9 metri con Jonathan Gaiato. Attenzione perché Pordenone è sotto di appena 2 lunghezze. E c'è il time out chiesto dalla formazione lombarda. Se vuoi poi ti mando su Adriano Bilato, vicepresidente nazionale. Quando? Quando vuoi. Se vuoi anche all'inizio del prossimo set, va bene? Sì, cioè quando finisce questo te lo mando su.
Palla out, errore del Prata che di fatto regala il 22esimo punto al Stella Azzurra Malnate. Prata ora in attacco, ottimo lavoro a rete di Luca Innocente. Quindi in ricezione Stella Azzurra non riesce a finalizzare in attacco, viene poi fischiata un'infrazione da parte di Filippo Rodini. 22-21 il punteggio. Qualche problema in ricezione per la formazione lombarda. Palla nella metacampo pordenonese. Questa volta non riesce a passare Fabrizio Gambella. Ottimo lavoro a rete della formazione lombarda, che di fatto ha annientato uno dei punti di forza della formazione diretta da Manolo Pat. Al servizio Filippo Rodini. Tiene in ricezione Prata. L'attacco di Luca Innocente, ricostruzione del gioco e contrattacco Stella Azzurra con l'ottimo lavoro di Antonio Ferrario, nonostante un'alzata non precisissima. Attenzione, 24esimo punto Stella Azzurra, che ha la possibilità di chiudere qui il set, ma c'è il time out chiesto da Manolo Pat del Prata Volley. Non possiamo cadere indietro, dobbiamo mettere avanti, palla dentro i 3 metri, gioca col centro o gioca quel cazzo che vuoi tu, facciamo il punto, andiamo in battuta, andiamo in Squadre che rientrano in campo dopo il time out chiesto dalla panchina pordenonese. 24-21, fase calda di questo secondo set. Ancora Stella Azzurra a condurre i giochi, nonostante il Prata abbia veramente dato del gran filo da torcere alla formazione lombarda in questo set. L'attacco di Fabrizio Gambella, viene però fischiata un'infrazione alla formazione lombarda, che di fatto si vede annullare la possibilità di chiudere il set. Dai 9 metri ora Fabrizio Gambella del Prata Volley, ricordiamo tra i migliori realizzatori di questo match. A tutto braccio c'è la ricezione e la ricostruzione del gioco della Stella Azzurra. Ottima difesa ad una mano del Prata. Ancora Gambella che piazza un lungolinea insidioso. E c'è il time out chiesto dal tecnico lombardo.
Noi ne approfittiamo di questo piccolo break in una fase caldissima del match per fare due parole con Adriano Bilato, vicepresidente nazionale della FIPAV, che ringraziamo di essere qui con noi oggi. Adriano, come al solito, nonostante il gran caldo, nonostante le restrizioni Covid, c'è sempre un bellissimo clima all'interno dei nostri palasport. Sì, buongiorno a tutti. Beh, intanto credo che ogni volta che anch'io entro in un palazzetto con delle manifestazioni importanti anche come questa Coppa Italia, credo è sempre un'emozione, perché in un'annata difficile come abbiamo vissuto quest'anno, credo che siamo riusciti alla fine a far sì che le nostre società sono riuscite a entrare in palestra e comunque a fare un minimo di attività, e già questo è la cosa più importante. E quindi ringrazio veramente tutte le società, perché hanno fatto un grandissimo sforzo per riuscire a mantenere un minimo di attività. E che non è da tutti. Nel frattempo, Antonio, mi interrompo un attimo per dare voce a questo scambio che potrebbe essere l'ultimo, invece no, il Prata ancora a mettere i bastoni tra le ruote ad una Stella Azzurra che, ricordiamo, era riuscito ad imporsi nel primo set, ma questo secondo set ha ribaltato i giochi. La formazione pordenonese ha saputo lottare come un leone, pallone su pallone, per riuscire a dire la propria. Ora vediamo il tecnico Manolo Patta avvicinarsi ad uno dei suoi attaccanti migliori, ovvero Fabrizio Gambella. Ricordiamo il parziale in questo secondo set, 24-24. E devo dire che è anche una gran bella partita. Indubbiamente, stanno veramente lottando punto a punto. Vedremo ora quale sarà l'evoluzione di questo set, che potrebbe ribaltare le sorti del match per quanto riguarda la formazione pordenonese, che ricordiamo è sotto di un set rispetto alla Stella Azzurra Malnate. Andiamo quindi alla cronaca di questo, potrebbe essere uno degli scambi clou di questo set, con Fabrizio Gambella che pesa sull'acceleratore al servizio. Ottimo lavoro in attacco della Stella Azzurra, che gioca bene sulle mani del muro avversario e va a mettere una grossa ipoteca su questo finale di set. 25-24 al servizio ora per il Stella Azzurra. Troviamo Davide Sant'Arcangelo. Ricezione abbondante del Prata, ha la possibilità ora Stella Azzurra di forzare sull'acceleratore, tiene in piedi questa azione con ogni giocatore. Il Prata ora il solito Fabrizio Gambella, aiutato dal nastro, ricostruisce il gioco Stella Azzurra, sceglie la palla corta, tocca ora al Prata ancora con Fabrizio Gambella. Stella Azzurra che però non molla, e la difesa però non è rigiocabile, quindi siamo di nuovo ai vantaggi, 25-25. Partita, dicevamo Adriano, apertissima ancora. Veramente, e anche avvincente, ma anche da spettacolare dal lato tecnico, molto ma molto alta di livello. Sono ragazzi veramente sia giovani che militano anche in categorie superiori, che effettivamente si vede che hanno una buona tecnica di gioco. 25-25, Prata al servizio con Luca Innocente. Diamo il tempo ora di asciugare il campo. Il servizio di Luca Innocente, la ricezione abbondante di Stella Azzurra, non ne approfitta il Prata. Stella Azzurra che trova la Saracinesca chiusa a muro. Ottimo lavoro in lettura da parte della formazione pordenonese, che si porta ora in vantaggio 25-26.
diciamo, Adriano, un risultato per nulla scontato in questo momento, eh? No, all'inizio magari fino a metà del secondo set credo che un po' tutti noi pensavamo che Malnate riuscisse a portarsi sul 2-0, ma invece adesso i ragazzi di Prata stanno tirando fuori le unghie veramente per riuscire a pareggiare il conto e adesso battono per il 27. Buona la ricezione di Stella Azzurra che gioca la palla dal centro, ma c'è l'ottimo lavoro in difesa e contrattacco di Fabrizio Gambella che però si ferma nella propria metà campo. Punto Stella Azzurra, 26-26, un set interminabile questo. Al servizio per il Stella Azzurra il numero 12 Antonio Ferrario, sicuramente tra gli attaccanti più interessanti della formazione lombarda. La ricezione del Prata, palla nelle mani del palleggiatore che gioca la palla al centro. Punto Prata che si porta sul 26-27, va al servizio con Samuele Meneghel, autore proprio del primo tempo vincente che è valso il vantaggio del Prata. Tiene in ricezione Stella Azzurra Malnate, ma trova anche un'ottima diagonale con Antonio Ferrario. 27-27, siamo di nuovo in parità. Nessuna delle due squadre vuole mollare qua questo assolutamente set. Tiene in ricezione Prata, l'attacco dal centro, trova il money out della Stella Azzurra. Punto Prata che si porta nuovamente in vantaggio, 27-28. Vedremo se ora il regista Antonio De Giovanni saprà mettere la parola fine o meno a questo set. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà il Stella Azzurra, ottimo lavoro in difesa del Prata. Ora Fabrizio Gambella, non molla Stella Azzurra, palla nella metà campo del Prata, ancora con Fabrizio Gambella, palla out, vero? Non c'è stato alcun tocco, viene ravvisato alcun tocco e siamo di nuovo in parità, 28-28. Al servizio Stella Azzurra con Riccardo Bilato, omonimo. Esatto, stavo appunto per dire. Tiene in ricezione Prata, fa gli straordinari il palleggiatore, mette nelle mani di Gambella un'ottima palla, bravissimo qui Antonio De Giovanni, un punto ben diviso tra lui e il suo attaccante. Attenzione però, c'è un cambio nelle fila del Prata, sta per entrare in campo Edoardo Mattiuzzi per Jonathan Gagliato, cambio al servizio molto probabilmente per essere più insidiosi. 28-29. Altra palla preziosissima ed è out. Torna in campo Jonathan Gagliato. 29-29, siamo di nuovo in parità. Al servizio Mattia Guanziroli. Tiene in ricezione, ricostruisce il gioco il Prata con il solito Fabrizio Gambella che spreca una ghiotta possibilità. Siamo sul 30-29. Stella Azzurra al servizio. Qualche problema in ricezione per il Prata che aggiusta come può. E c'è l'ottimo lavoro sulle mani del muro avversario di Fabrizio Gambella. 30-30.
sarà poi da capire come riusciranno a giocare un terzo set dopo un secondo set di questi livelli. Veramente bello, devo dire che è veramente bello, appassionante anche. Fabio Dal Colla al servizio, tiene in ricezione Stella Azzurra e c'è il buon lavoro del capitano lombardo Filippo Rodini che cerca una palla sicura e porta a casa il punto del sorpasso, 31-30. Filippo Rodini al servizio, tiene in ricezione Prata, l'apertura del gioco per l'attacco di Fabrizio Gambella, veramente senza freni, 31-31 e al servizio va proprio l'autore di quest'ultimo punto, Fabrizio Gambella. Tiene in ricezione Stella Azzurra, l'apertura del gioco per l'attacco vincente della Stella Azzurra, 32-31. Al servizio ora Davide Sant'Arcangelo per Stella Azzurra Malnate. Ricezione Prata, ovviamente chiama all'attacco il suo attaccante più forte anche dalla seconda linea che piazza a terra un'ottima palla, 32-32. Al servizio ora Luca Innocente per il Prata Volley. Errore al servizio per la formazione pordenonese che regala così il 33esimo punto per i lombardi che rispondono con il servizio di Antonio Ferrario. Ricezione abbondante per il Prata, non riesce ad approfittarne Stella Azzurra che ora ha però una ghiotta opportunità e arriva, sembrava inizialmente un quarto tocco, invece non ha muro, toccato esatto. Il muro. Nuova parità, Adriano, veramente siamo 33-33, interminabile. Sono veramente estasiato perché questo, ripeto, c'è anche parecchia tecnica ed è bello vedere veramente questa partita ed è avvincente fino a questo momento. Palla nella metà campo della Stella Azzurra che forza in attacco ma non trova un'occasione. Esatto. Ne approfitta ancora una volta il Prata che si porta in vantaggio, 33-34. Altra ghiottissima opportunità per la formazione diretta da Manolo Pat. Al servizio Samuele Meneghel. Tiene in ricezione Stella Azzurra, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, c'è però la difesa, la ricostruzione del gioco della Prata. Ancora palla nella metà campo lombarda. Occasionissima per chiudere. Madonna, pazzesco. Palla ancora in gioco. E arriva però l'attacco di forza di Ferrario, che ovviamente annulla tutti i sogni di speranza e di gloria della Prata e va a prendersi un punto che vale il 34-34. Attenzione perché al servizio
Ora per il Malnate c'è Vittorio De Bernardi. (34-34), veramente un set interminabile. Tiene in ricezione Prata, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, buono il lavoro a muro della Stella Azzurra. Dietro. Per il solito, mi verrebbe da dire, Fabrizio Gambella. Palla ancora in gioco. Ci prova ora Stella Azzurra e lo fa con il suo attaccante di forza. Ha toccato. Esatto, viene ravvisato un tocco, per cui il 35esimo punto è tutto per la formazione lombarda. Ancora De Bernardi al servizio per la formazione diretta da Fabio Tagliana. (35-34), vedremo se i lombardi sapranno mettere un'ipoteca o meno sul match. Prata in attacco, scelta. Possibilità di chiudere il 2-0, niente. Niente, nessuno vuole mollare. Incredibile, veramente incredibile. E siamo sulla 35-35. Un set interminabile. Ovviamente diamo il tempo per asciugare il campo. Sono fasi concitatissime. Ci deve essere una tensione incredibile in campo. Al servizio per il Prata Volley Antonio De Giovanni. Ricezione non perfettissima del Stella Azzurra, che trova però un ottimo lavoro in attacco di Antonio Ferrario, che porta a casa il punto del 36-35. Dai 9 metri ora il numero 70 in casacca Stella Azzurra Malnate, Riccardo Bilato. Altra opportunità ghiotta per la formazione diretta da Fabio Tagliana. Ricezione non perfettissima per il Prata, che ha ora la possibilità di pestare sull'acceleratore, e lo fa con il solito Fabrizio Gambella. E vai! Arriva anche lo spunto vincente di Fabrizio Dal Coll. Questi vogliono fare il record dei punti qua. È impressionante, impressionante. Che poi sembrerebbe veramente degno di un finale al tie break, tipo, ma siamo solo al secondo set. Esattamente. 36-36, Prata Volley al servizio. L'attacco di forza della formazione lombarda pasticcia un po' il Prata, fuori, che ora spreca una opportunità, regalando così il 37esimo punto alla Stella Azzurra Malnate. Al servizio ora Mattia Guanziroli. Tiene in ricezione Prata, l'apertura del gioco per Gambella, c'è l'ottimo lavoro in difesa di Stella Azzurra, che ecco il contrattacco 38-36 e va a prendersi il 38esimo punto, che vale la vittoria per la formazione lombarda. Adriano, torniamo a noi, scusami se ti ho tenuto in stand-by, ma ovviamente fase concitatissima del match. Dicevamo, un grande applauso va alle società, un grande applauso va alla federazione e tutti i comitati che non hanno mai smesso di crederci, soprattutto in una stagione così difficile, anche dal punto di vista organizzativo. Sì, come ho detto prima nel mio primo intervento, grande applauso va veramente a tutte le società, perché
comunque sono riuscite a restare a galla, hanno fatto attività pur tra mille difficoltà, tra tamponi e visite e via di seguito, e quindi credo che questo sia veramente encomiabile, ed è da parte mia e da parte di tutta la federazione, come ho detto, va veramente il mio grande applauso e il mio grande ringraziamento. Dopo siamo anche riusciti comunque come federazione, e questo è giusto che ci diamo anche i meriti, che oltre a far giocare tutte le altre categorie, a un certo momento c'era tutte le serie D e le divisioni che erano al palo, perché purtroppo le linee governative erano queste, e siamo riusciti a ideare questa Coppa Italia, che alla fine devo dire anche che ha avuto un buon successo, perché più del 60% di squadre si sono iscritte. Abbiamo dovuto comunque ridurle rispetto alla prima fase, però ho visto anche oggi in questa finale, ieri e ieri l'altro, credo un grande entusiasmo da parte di queste società che sono arrivate a questa seppur ridotta finale, ma che ha visto tutte le fasi interregionali per arrivare qua alla fine con queste 6 squadre maschili e 6 squadre femminili. Che ringrazio anche veramente il Veneto, che ha voluto comunque organizzare, perché essendo saltato il trofeo delle regioni, perché per 2 anni doveva essere il Veneto a organizzarlo, ha voluto comunque e come sempre in maniera encomiabile e in maniera ottima organizzare anche questa manifestazione, e ho sentito anche le società in questi giorni sono state veramente contente e sono state messe a proprio agio, e quindi per questo, ripeto, ringrazio anche tutta l'organizzazione e il Comitato Regionale Veneto. Adriano, rispetto alla stagione passata, che stagione sarà la prossima? Si sa ancora qualcosa? Allora, diciamo, come federazione abbiamo riprovato a far ripartire le società. Sappiamo che noi avevamo già per la stagione scorsa investito a favore delle società 4 milioni e 800 mila, quindi quasi 5 milioni di euro, che ci hanno permesso comunque di salvaguardare il nostro movimento. Quest'anno nessuno ha la sfera di cristallo, però nell'ultimo Consiglio federale siamo riusciti a raschiare, come si suol dire, il fondo del barile, e abbiamo investito altro 1,5 milioni a favore delle società per quanto riguarda l'affiliazione, e quindi soprattutto le piccole società pagheranno 50 euro dell'affiliazione invece che 4,50, e quindi credo che anche questo credo che sia un ulteriore segnale a favore delle società. Le iscrizioni alle Serie B, che sono le prime che stanno partendo, stanno andando avanti, manca ancora qualche giorno per la chiusura delle iscrizioni, vedremo. C'è moderato ottimismo, la volontà da parte, lo abbiamo sentito anche da parte di queste società, la volontà di ripartire alla grande c'è, speriamo che il virus ci permetta anche purtroppo di continuare. Sì, è tutta una grande incognita, perché effettivamente ci sono delle basi sulle quali partire, però l'evoluzione del virus l'abbiamo... Purtroppo sappiamo che, credo, abbiamo visto la volontà delle nostre società c'è, la volontà della federazione c'è, è logico che adesso dobbiamo avere anche un po' di fortuna, perché se il virus continuerà credo che saranno un po' la morte dello sport, ma la morte in generale. Io mi auguro che la gente col vaccino, e come stiamo vedendo che sta funzionando almeno dai primi dati che vediamo nei giornali, io spero che se la gente sarà vaccinata magari si riuscirà a fare l'attività, non magari al 100%, però certamente in maniera quasi come qualche anno fa. E il sogno è forse anche quello di tornare a riempire i palazzetti, perché il pubblico è il grande assente in questi anni. Abbiamo già l'accordo con il Ministero dello Sport che si dovrebbe cominciare a riaprire almeno con delle percentuali abbastanza buone, circa il 50% della capienza. Speriamo che tutto questo adesso venga confermato
e auguriamoci che le cose vadano in una certa maniera positiva per tutto il nostro mondo, ma per il mondo sportivo, perché alla fine ci rimettiamo a livello di sport in generale, non certamente soltanto come pallavolo. Adriano, nel frattempo, dopo la maratona del secondo set è partito anche il terzo. Se tu vuoi rimanere qui in postazione con me, ben volentieri. No, vi lascio il vostro lavoro, grazie e complimenti per quello che state facendo anche voi. Grazie a lei di essere stato qui con noi. Grazie a tutti. Allora, torniamo quindi alla cronaca di un match tiratissimo. Dopo la maratona del secondo set, dove la formazione lombarda è riuscita ad imporsi anche nel secondo set, le due formazioni sono tornate a darsi battaglia anche in questo terzo set, che potrebbe essere decisivo per la formazione diretta da Fabio Tagliana. Errore in ricezione della formazione pordenonese, ne approfitta lo Iacca Malnate. Mi è stato chiesto infatti di dare questa denominazione anziché Stella Azzurra Malnate. Iacca Volley che si porta ora sul 3-1 in questo terzo set. Ottimo lavoro in attacco della Prata Volley, che trova un ottimo varco con Luca Innocente. Al servizio la formazione pordenonese con Fabio Dal Coll. Tiene in ricezione il Malnate, che piazza a terra la palla del 4-2 e va ora sui 9 metri con Mattia Guanziroli. Il punteggio. Prata ora al servizio con Fabrizio Gambella, che ricordiamo tra migliori realizzatori di questo match. Tiene in ricezione la formazione lombarda. Buon lavoro in difesa della Prata, che ci prova ora con questo attacco dal centro, ma c'è l'ottima risposta di Ferrario. Ancora attacco dal centro della Prata, ma questa volta la palla esce dal perimetro di gioco. Punto Malnate. Al servizio il capitano Filippo Rodini. Tiene in ricezione la Prata, ricostruisce il gioco con Luca Innocente. Attacco vincente della formazione pordenonese. Sotto di un punto in questo terzo set, 5-4. E arriva l'Ace. Ace su un errore di valutazione da parte dei ragazzi diretti da Fabio Tagliana. Tiene in ricezione la formazione lombarda. Pasticcia un po' il Prata in fase di difesa e ne approfitta Vittorio De Bernardi.
attenzione, viene dato il tempo di asciugare il campo in modo da mettere in sicurezza il gioco. E arriva l'ace di Davide Sant'Arcangelo. Tiene in ricezione il Prata. L'apertura del gioco per l'attacco di Gaiatto, che lavora bene sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto. Al servizio ora i pordenonesi con Samuele Meneghel. Tiene in ricezione la formazione lombarda, la ricostruzione del gioco con l'attacco di De Bernardi. Attacco vincente al servizio Antonio Ferrario. 8-6 il punteggio per lo Iaca Volley. La palla è out. Punto Prata. Buona valutazione di Fabrizio Gambella. Al servizio il regista Antonio De Giovanni. Ricezione non pulitissima dello Iaca Volley e l'ottimo lavoro a rete della Prata con Fabio Dal Coll. E c'è l'errore al servizio del palleggiatore Antonio De Giovanni, che regala un punticino allo Iaca Volley, che risponde con Vittorio De Bernardi. Tiene in ricezione Prata. L'apertura del gioco per l'attacco di potenza numero 12 in maglia Prata, Fabrizio Gambella. Tiene in ricezione lo Iaca Volley, che non riesce a finalizzare l'azione. Il punteggio, Jonathan Gaiatto al servizio. Iaca Volley ora pesa sull'acceleratore e lo fa con Antonio Ferrario. Al servizio ora Riccardo Bilato.
Qualche problema in ricezione per la formazione pordenonese, che non riesce a ricostruire e a finalizzare questo scambio, regalando così il punto allo Jaca Volley, che torna sui 9 metri con Riccardo Bilato. Errore al servizio per Bilato, che vale la parità in questo terzo set, 11-11. Ora il primo arbitro Martina Milani invita a moderare i toni in fase di esultanza da parte di Fabrizio Gambella. Qualche problema in ricezione per lo Jaca Volley, che cerca l'angolino Filippo Rodini, ma di fatto la palla è out. Sorpasso Prata, 11-12 al servizio Fabio Dal Coll. Buon lavoro a rete di Filippo Rodini, che gioca sulle mani del muro avversario. Per un momento abbiamo temuto per il palleggiatore del Prata Volley, che avevamo visto a terra, ma si è rialzato. A 12 il punteggio in questo terzo set. Jaca Volley al servizio, tiene in ricezione il Prata, attacco dal centro, Murato. Di nuovo Prata in attacco. Un nuovo muro da parte dello Jaca Volley, che ora ha la possibilità di ricostruire il gioco. Attacco di forza ad una mano, il Prata tiene in piedi questa azione, e nonostante Luca Innocente abbia tenuto in piedi una palla che sembrava già a terra, poi il Prata non riesce a finalizzare l'azione. Il punto è tutto per lo Jaca Volley. Qualche problema in ricezione per la formazione pordenonese, che non riesce ad attaccare al meglio. Difende però ogni palla al limite delle proprie possibilità. Viene fischiata ora la doppia nella metà campo pordenonese e il punto è dello Jaca Volley. Tiene in ricezione, seppur non pulitissima, il Prata. Palla nella metà campo Lombarda, che ora ha la possibilità di contrattaccare e di farlo egregiamente con Antonio Ferrario. 15-12, attenzione perché lo Jaca sta allungando il passo al servizio Mattia Guanziroli e c'è il time out chiesto dalla panchina del Prata.
campo dopo il time out chiesto dal coach Manolo Pat. Iacavolli al servizio con Mattia Guanziroli. Non mollano di 1 centimetro le due formazioni. Ci prova ora Fabrizio Gambella, che va a segno nuovamente. Prata al servizio, ricostruisce il gioco lo Iaca e lo fa egregiamente con un'ottima palla di Antonio Ferrario, che vola altissimo e piazza a terra la palla del 16-13. Dai 9 metri il capitano lombardo Filippo Rodini. Arriva l'ace del capitano che vale il +4, 17-13. Tiene in ricezione il Prata, opta per l'attacco dal centro, scelta vincente. 15° punto per la formazione pordenonese. Pardon, 14° punto. Iacavolli ancora avanti di 3 lunghezze. Tiene in ricezione lo Iaca, opta per l'attacco dalla seconda linea. In qualche modo tiene in piedi l'azione, ancora Pordenone in fase offensiva. Difese veramente al limite per entrambe le formazioni. E ancora una volta vola altissimo Antonio Ferrario e piazza a terra il pallone del +4, 18-14. Tiene in ricezione il Prata, opta per l'attacco dal centro, ma c'è l'ottimo lavoro a muro della formazione lombarda. 19-14. Errore al servizio da parte di Davide Sant'Arcangelo dello Iacavolli, che regala così un punto alla Prata. Samuele Meneghel dai 9 metri per la formazione pordenonese. Tiene in ricezione lo Iaca, opta per l'attacco dal centro, non riesce il Prata a tenere in piedi l'azione. Il punto è tutto per i lombardi. 20-15.
Tiene in ricezione Prata, opta per l'attacco dal centro, buona la difesa dello Jaca Volley che però non riesce a finalizzare. Errore infatti di Ferrario in attacco. Punto Prata. (20-16) il parziale in questo terzo set. Fase d'attacco per lo Jaca che trova però un muro serratissimo da parte di Fabio Dal Coll. Tiene in ricezione la formazione lombarda che trova ora un ottimo Ferrario che piazza a terra l'attacco punto che vale il 21-17. (21-17), ricordiamo il parziale di questo terzo set che potrebbe essere decisivo per lo Jaca Volley. Attacco dal centro per la formazione pordenonese che trova però l'ottimo lavoro in difesa dello Jaca che spreca un'opportunità con una doppia che di fatto regala il punto alla formazione diretta da Manolo Pat. Tiene in ricezione lo Jaca, forza in attacco con questa palla che schizza sul muro della formazione pordenonese. 22-18, attenzione perché lo Jaca si porta sul +4 e va ora al servizio con Riccardo Bilato. Out il servizio della formazione lombarda. 22-19, Prata Volley risponde con Fabio Dal Coll. Spreca un'opportunità il centrale in forza, la formazione pordenonese. 23-19 il punteggio al servizio per lo Jaca Mattia Guanziroli. C'è il time out chiesto dalla formazione pordenonese quando siamo oramai ai titoli di coda di questo terzo set. Squadre che rientrano in campo, pronte a dare spettacolo in questo finale di set. 23-19 il parziale. Tiene in ricezione il Prata che spreca questa opportunità in questo attacco abbondante. 24esimo punto H Volley.
tiene in ricezione Prata, seppur con qualche difficoltà. Palla nella metà campo lombarda. L'apertura del gioco per l'attacco di Ferrario che sceglie la palla corta. C'è l'ottimo lavoro a muro sull'attacco di Fabrizio Gambella che vale il 25° punto per la formazione lombarda, che di fatto conquista la Coppa Italia della Serie D maschile. Quindi la vittoria va alla formazione dello Iacca Volley. Un plauso va anche alla formazione della Prata Pordenone, che sicuramente è stato autore di un secondo set veramente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Grande spettacolo qui alla Palaberta. Noi lasciamo spazio alle premiazioni di categoria e grazie a tutti, a tutte le persone che da casa ci hanno seguito in questa prima maratona qui alla Palaberta, che ha decretato infatti la vittoria dello Iacca Volley sul CS Prata di Pordenone in questa finalissima di Coppa Italia Serie D maschile.